Si è chiusa con il solito successo di pubblico anche quest'anno la 1358esima Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Santa Lucia di Piave. Collocate in un territorio strategico dell'Alta Marca Trevigiana, tra le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene e il bacino del fiume Piave, le fiere di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano si sono proposte ancora una volta come importante nodo di interscambio tra i mercati della macro regione europea dell'Alpe Adria e il territorio italiano e le sue realtà economiche. Sindaco, è arrivato anche per quest'anno il momento dell'inaugurazione. Magicamente per la 1358esima volta Santa Lucia compie il miracolo e abbiamo l'apertura della fiera e guardate, basta guardare attorno per capire che in realtà una entità come la nostra, un comune come il nostro riesce a mantenere e a sviluppare, certo in collaborazione con associazioni di volontariato, se non ci fossero non saremmo qui, con i rappresentanti del mondo agricolo, però dobbiamo dirlo, lo ribadirò, da soli, voglio dire, a livello nazionale non siamo conosciuti e i numeri invece ci dicono che siamo molto di più di una fiera solamente locale, siamo una fiera internazionale, siamo in sintonia col governatore perché esprimiamo un mondo a cui lui sta molto a cuore, ma come tutto il resto del Veneto, però il settore primario è un settore che traina, in questo momento è uscito dalla crisi, che vede giovani che investono e che vogliono addentrarsi e portare nuove conoscenze, un settore che ha una capacità di innovazione tecnologica importante per garantire una maggior qualità dei prodotti e quindi questo è l'elemento veramente importante che ci teniamo anche nei convegni che abbiamo fatto quest'anno a sottolineare. Sindaco, chiederle se ci saranno novità o ci sono novità è un po' riduttivo perché insomma queste sono novità come diceva lei. Ma le novità insomma noi continuiamo anche sul solco della tradizione perché facciamo anche, siamo solidali, c'è una raccolta per la montagna veneta, il biglietto, i 10 centesimi quest'anno li devolveremo a rifare il tetto della Basilica di Chiampo che è andato a fuoco qualche mese fa, il nostro concittadino è il beato quindi dobbiamo darci una mano. Ma perché nel mondo agricolo credo sia molto importante avere una lezione che è quella dei miei nonni materni, che bisogna darsi una mano. Il quartiere fieristico internazionale di Santa Lucia di Piave, forte di una storia millenaria, si è presentato come uno spazio moderno, flessibile e dinamico, capace di ospitare manifestazioni di diversa caratterizzazione ed adatto ad accogliere sia piccoli eventi che rassegne di grande portata. Siamo alla Favero e siamo con il titolare, innanzitutto buongiorno. Buongiorno. Favero Prefabbricati. Prefabbricati Favero. E siete ancora per un altro anno naturalmente a questa immancabile fiera. Che già abbiamo partecipato ancora 30 anni fa a questa fiera e continuiamo. È una fiera che è del settore, quindi inevitabilmente è il vostro settore. Nel nostro settore. La nostra azienda è in continua espansione perché lavoriamo bene, abbiamo di ottimi collaboratori come abbiamo per Savoia Pietro. Per lei cosa vuol dire Favero? Favero lavora praticamente in vari settori, fra cui capannoni ferro, rimozione amianto e tunnel. L'ultima nata è la zootecnica Favero che tratta tutte le attrezzature zootecniche, quindi riusciamo a dare una stalla chiave in mano, quindi dalle fondazioni, struttura e attrezzatura, quindi un unico cliente può rivolgersi direttamente a noi e riusciamo a coprire tutto quanto il lavoro e quindi diamo il chiave in mano. È il futuro perché uno ha un unico referente, non deve gestire varie squadre, varie ditte. E allora, signor Favero, qui dietro c'è festa privata perché vuol dire anche ritrovarsi per i vostri clienti. Vengono qui e offriamo un po' di spuntini, mezzogiorno per la prosciutta. Anche perché fa freddino, no? Sì, un po' di brulette, se vuole bere brulette. Grazie. Siamo all'Europiave e siamo con Elisa e siamo davanti a questo macchinario perché è un po' la novità di quest'anno, Elisa. Esatto, anche quest'anno come quasi ogni edizione ci teniamo a presentare sempre le nostre novità in questa fiera che per noi è molto importante. E quest'anno abbiamo presentato questa macchina che è nata in quest'estate ed è una macchina sempre atomizzatore, non con sistema di recupero, ma ha la potenzialità di lavorare 3 filari alla volta, quindi mi va a ridurre
ridurre i tempi di trattamento e quindi riduzione anche dei costi. È una macchina molto veloce e molto agevole, quindi per noi questa è un punto di forza per la stagione che verrà il prossimo anno. E allora, come promesso con Elisa, ci siamo spostati di fronte a questa macchina. Grande soddisfazione, dicevi, per il 2018. Esatto, 2018 questa è una macchina che ci ha dato delle grosse soddisfazioni, è una macchina che va al passo con i tempi, in quanto il piano di polizia rurale comunale ci obbliga ad avere in casa ormai questa macchina, una macchina che ci protegge, che protegge le piante e soprattutto ci protegge dai problemi quotidiani, quindi problemi di deriva, problemi con i confinanti, se ci sono corsi d'acqua nelle vicinanze, noi andiamo a rispettare l'ambiente con questa macchina. È una macchina a recupero certificata ENAMA e la capacità che ha questa macchina è quella appunto di entrare in tutte le famiglie, in quanto ha un costo minore rispetto alla macchina a recupero che abbiamo in commercio normalmente. Quindi è a recupero ma mi va nel risparmio economico, quindi è alla portata di tutti. È un po' il discorso che ha fatto anche il governatore e un po' tutte le autorità, insomma, recupero e salvaguardia. Esatto, sostenibilità appunto nell'agricoltura e dell'ambiente. Non resta che augurarvi un buon 2019. Grazie, speriamo proprio, in bocca al lupo a tutti. Siamo alla Noal Oil con il signor Andrea. Buona giornata e benvenuti alle fiere di Santa Lucia di Piave, ma penso che non sia la prima volta, no? No, è ormai diversi anni che siamo presenti alle fiere di Santa Lucia di Piave, per noi è un appuntamento importante. Noal Oil è un'azienda di Noale, siamo presenti nel territorio nazionale con diverse aree di servizio, distribuzione carburanti e siamo produttori di lubrificanti oramai da diversi anni, naturalmente con il nostro marchio Noal Oil. Quest'anno in fiera abbiamo portato la nostra nuova brochure, praticamente un cataloghino in cui presentiamo tutti i nostri prodotti di nostra produzione, naturalmente, dal trasporto leggero al trasporto pesante, al movimento a terra e all'agricoltura, con le relative schede tecniche, omologazioni e approvazioni delle più importanti case costruttrici. In più, in collaborazione con Officine Ave di Torre di Mosto, abbiamo portato questo bel motore sezionato a metà per far capire l'importanza di una buona lubrificazione e i danni che possono essere eventualmente causati da una lubrificazione insufficiente, assente o di scarsa qualità. Sì, questo olio motore è un po' un organo sconosciuto. Ormai l'olio non ha più solo la funzione, diciamo, di lubrificante, ma anche la funzione idraulica e fa funzionare dispositivi all'interno del motore molto importanti. La nostra funzione in questa fiera è di supportare Noal Oil nel divulgare queste informazioni tecniche all'utilizzatore finale, che è il pubblico, che è l'automobilista, piuttosto che il movimento terra o l'agri, ed è fondamentale essere istruiti nella lubrificazione. Lo facciamo a scuola, supportiamo l'istituto Scarpa Mattei di San Donà di Piave e noi siamo degli riparatori che in collaborazione alternanza scuola-lavoro divulghiamo il know-how applicato ai motori moderni. Si parla di agricoltura e c'è sempre più attenzione, meno male. È un punto importante anche del nostro territorio e che noi cerchiamo di valorizzare, che stiamo valorizzando con nuovi prodotti, e infatti abbiamo portato quest'anno nella nostra nuova catalogo brochure prodotti proprio del settore agricoltura. Nella zona dei vivai cooperativi Rauscedo, eccoci qui con il dottor Ceccon. Non è la prima volta che siete a Santa Lucia di Piave, quindi fiera conosciuta, grande movimento come possiamo vedere e grandi vini sui tavoli. Sì, noi in particolare per questa edizione qui, ma già da 2 edizioni, che stiamo presentando delle novità. Sono delle varietà resistenti, sono 10 varietà che sono iscritte già nel catalogo nazionale delle varietà, possono essere coltivate nel Veneto, sono varietà sia bacca bianca sia bacca rossa e sono chiaramente delle nuove alternative che possono essere sfruttate dai nostri agricoltori, soprattutto in questo momento qui dove inevitabilmente il treno, la locomotiva del Prosecco Barraglera con la incognita Pinot Grigio pone anche ai nostri agricoltori la necessità di dover fare nuove scelte e quindi nell'ambito della sostenibilità, dei minori trattamenti, tutto quanto, queste battaglie qui frutto della ricerca e della collaborazione tra l'Università
di Udine e i vivai cooperativi Rauscedo possono essere una valida alternativa a delle nuove scelte sulla viticoltura che inevitabilmente devono essere prese. È però sempre l'agricoltura da salvare, da salvaguardare. Sì, l'agricoltura è sempre da salvaguardare, in particolare anche l'ambito di nostra competenza che è la viticoltura. In questo momento qui il trend del vino a livello nazionale, a livello mondiale è un trend positivo. In questo momento qui, condizionato come dicevo prima dal fenomeno Prosecco, deve comunque ripensare, riconsiderare riconsiderare il futuro. È chiaro che, come dicevo, questo che noi stiamo rappresentando, portando come novità in quest'anno qui, in questa edizione qui, è una valida alternativa a tutto quanto si è fatto finora. La Bacca Rossa, che è poi nella nostra tradizione, riacquisterà un po' di posizioni. Ci spostiamo, siamo da Dallalonga, Valdobbiadene, e andiamo a sentire con il signor Manuel. Non è la prima volta che partecipate naturalmente alla fiera, immagino. No, noi è dagli anni 90 che siamo presenti nel mercato e dal 2000 che siamo in fiera a Santa Lucia di Piave, un evento molto importante per noi, per la nostra zona. Lo ha sottolineato lei, agricoltura sempre più importante, sempre alla maggiore attenzione. Stavo seguendo alcune trattative con degli agricoltori che sono sempre anche giustamente più esigenti. Più esigenze, tecnologie sempre più all'avanguardia, attenzione all'ambiente, a tutto quello che gira attorno al mondo del vigneto nella nostra zona. La ditta Dallalonga quanti anni ha? La ditta Dallalonga è dal fine degli anni 80, inizio degli anni 90, e è un'impresa familiare principalmente, con alcuni dipendenti, e lavoriamo soprattutto sul vigneto, tutto quello che riguarda il vigneto, con marchi molto importanti. Quindi Prosecco, insomma, diciamo. Prosecco, colline e territorio soprattutto. Colline e territorio citate giustamente perché siete in un angolo di paradiso, questo Valdobbiadene. Siamo nel paradiso della DACG, fortunatamente, è un settore importantissimo dove dobbiamo comunque essere presenti in modo particolare alle esigenze dei nostri clienti. Adesso siamo al caldo all'interno della ditta Cadel, qui in via Crispi a Santa Lucia di Piave. Siamo in compagnia della signora Lucia. E allora, Lucia, stiamo davanti anche tra l'altro a questo stubotto che è un po' la novità di quest'anno. La novità di quest'anno, esattamente. Questo è un stubotto che scala esattamente 11 kW praticamente, a legna, e si può fare anche la versione a pellet. Quali sono le novità, a parte lo stubotto? Che cosa consiglierebbe per stare al caldo? Al caldo ne abbiamo diverse versioni, si passa poi lo stubotto, che è questo che vi ho fatto vedere, oppure si passa praticamente le stufe a pellet, che ci sono versioni abbastanza particolari, moderne oppure classiche, di tutto di più. C'è solo l'imbarazzo della scelta? Certamente, certo, venite a trovarci. Siamo con Luca Giurin della ditta Palazzetti, un marchio conosciutissimo, un marchio noto. Ci può spiegare che cosa vedranno e che cosa vedono i visitatori? Ma in questa edizione della Fiera di Santa Lucia qui presentiamo le nuove collezioni della gamma Palazzetti per il nostro rivenditore Cadelle. Diamo spazio a tutto quello che è il mondo del prodotto a biomasse, sia nell'aspetto della legna quanto nell'aspetto del pellet, con le ultime tecnologie presentate in ottemperanza delle nuove normative di legge e soprattutto nel pieno rispetto dell'ecologia. Qui usiamo un sistema nuovo di camera di combustione nato per dare il massimo rendimento in termini di riscaldamento in casa, ma con la più bassa, diciamo, emissione di polveri sottili. Questo è uno sviluppo che Palazzetti negli ultimi anni ha adottato in buona parte di tutti i suoi prodotti per dare una risposta in termini oggettiva all'ambiente molto attenta. Palazzetti sono 60 e più anni che è sul mercato del mondo delle biomasse, una produzione totalmente italiana a pochi chilometri da Pordenone. E sì, è proprio il termine giusto, Palazzetti nel pieno rispetto della natura e nel pieno rispetto dell'ambiente, insomma.